Questa proroga della validità del piano faunistico venatorio regionale vigente è stata necessaria per permettere alla Giunta di poter presentare una nuova proposta di piano faunistico che, partendo dalla bontà dell'attuale piano in vigore, possa ammodernare gli strumenti che possono garantire a tutte le categorie economiche e sociali interessate strumenti adeguati per garantire una corretta gestione del patrimonio faunistico ed ambientale nella nostra regione, nel rispetto soprattutto degli imprenditori agricoli che meritano di avere strumenti per vedere tutelate le proprie colture, a volte danneggiate dall'eccessiva presenza di alcune specie di fauna selvatica. Ci siamo presi un po' di tempo per verificare la bontà del piano faunistico vecchio e le nuove proposte che arrivano e stanno arrivando da tutte le associazioni venatorie che io in questi mesi ho contattato, ho voluto sentire ed ascoltare, perché penso che comunque un piano faunistico nuovo deve essere concertato con le proposte anche di chi poi va a questo piano ad essere adoperato, e quindi con le associazioni venatorie, le associazioni agricole e naturalmente anche il mondo ambientalista. Quindi quando avremo chiuso il quadro presenterò questo nuovo piano alla Giunta e poi al Consiglio e alla Commissione per la discussione.